Prosegue il botta e risposta a distanza tra il sindaco di Rossano Veneto e il progettista della nuova piazza, che puntualizza sui tempi dei lavori. Per quanto riguarda quello che ha detto il sindaco, visto che ha utilizzato la carta stampata e la televisione per dare le sue risposte, mi sembra giusto utilizzare gli stessi mezzi. Quello che posso dire al sindaco è questo: lo scavo e le opere che si stanno facendo adesso verso il sagrato della chiesa sono cominciate circa 20 giorni fa, quindi non sono cominciate venerdì come erroneamente ha detto il sindaco. Per quanto riguarda lo scavo, prosegue l'architetto Tonietto, è vero che è stato realizzato e che sono in corso i lavori per le infrastrutture come la rete telefonica, ma per riaprire il passaggio verso la piazza servivano adempimenti precisi e inevitabilmente tempi più lunghi. Non è vero che per dare accesso alla chiesa bastava chiudere lo scavo. Servivano tutta una serie di opere di sicurezza, che ho illustrato anche alla ditta appaltatrice, che ringrazio perché si era messa a disposizione ovviamente per effettuare il lavoro, ma che, con così poco preavviso era tecnicamente impossibile fare. In quanto appunto servivano non solo la chiusura dello scavo, ma tutta una serie di segnalazioni luminose e, effettive, per dare un minimo di sicurezza, soprattutto, la notte di Natale. Per l'accesso al Duomo, che l'amministrazione aveva chiesto di aprire per la sera del 24 dicembre, i tempi dunque erano troppo stretti. La richiesta dell'amministrazione per quanto riguarda il sagrato mi è stata fatta attraverso PEC ed è arrivata nella tarda mattinata del 24 dicembre. Nel pomeriggio ho sentito la ditta appaltatrice, mi ha detto appunto che non era possibile, ho fatto presente che sarebbe possibile utilizzare la pavimentazione già fatta per accesso al sagrato, ovviamente con tutti i dispositivi di sicurezza, basta che mi venga fatta una richiesta in tempi ragionevoli, non certo qualche ora prima di utilizzare l'opera. Il direttore dei lavori tuttavia non esclude aggiustamenti nel progetto, a patto di concordarli rispettando ruoli e competenze. Penso che questa cosa si poteva risolvere semplicemente con una telefonata. Il sindaco ha il mio numero, quando vuole possiamo trovare una soluzione se gradisce.